Con il maestro Rino De Patre nella sua veste ufficiale di responsabile per quanto riguarda gli ufficiali di gara, per quanto concerne quella che è il controllo, la supervisione di qualsiasi manifestazione judoistica che venga espletata nella nostra Italia. Un movimento, quello di questa disciplina sportiva, che continua a dare grandissime soddisfazioni e bisogna essere sempre al pari con i tempi, naturalmente, e preparare al meglio anche quelli che sono gli ufficiali maestri. Beh, sicuramente, come ha ben detto, è un movimento in continua crescita e noi stiamo facendo di tutto per essere sempre al top. In questa fase, in questi giorni stiamo lavorando su questi giovani arbitri della Sardegna, abbiamo anche altri arbitri che vengono da più parti d'Italia. Il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro fatto sui seminari, vari seminari, ma anche un lavoro che noi svolgiamo strettamente con i vari commissari gara, responsabili di ogni regione. Tutto questo comporta un continuo aggiornarsi, perché le regole cambiano continuamente e questo comporta di essere sempre comunque al top delle nostre funzioni. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Oggi siamo qui per far crescere, ci sono molti giovani arbitri della Sardegna e faremo di tutto per farli crescere. Ce ne sono 2 o 3 in particolare che hanno sostenuto l'esame un anno fa circa, e hanno sostenuto un bellissimo esame e oggi sono qui che stanno arbitrando e lo stanno facendo anche in maniera molto egregia, quindi siamo fiduciosi per il futuro. È un buon viatico appunto per il futuro, ma soprattutto noi adesso apriamo una piccola parentesi in riferimento a questo Guido Seni Judo Cup. Oggi cadetti, domani il Trofeo Italia, un qualcosa che veramente ci appartiene un pochino a tutti, perché sono le nuove speranze, i talenti del futuro dello judo italiano. Sì, è sempre bello vedere giovani atleti che si confrontano, appunto diceva oggi i cadetti. Fra un po' ci sono anche campionati europei cadetti, sono imminenti, per cui speriamo che questo sia di buon auspicio per la nostra nazionale e che riporti più medaglie possibili. Domani avremo la classe esordienti, giovanissimi atleti, è una gara bellissima perché è una gara dove non ci sono tanti tatticismi, per cui esprimono veramente quello che è il judo più puro. Speriamo che sia una bella gara. La location è una bellissima location, siamo qui, siamo pronti, aspettiamo domani. Sappiamo per certo che lei è anche un grande amico della Sardegna. Assolutamente sì, io mi sono venuto ad allenare tanti anni qui quando ero atleta, adesso ci sto tornando in altre vesti, ma è sempre un grandissimo piacere venire qui, ma soprattutto è una terra fantastica come tutta l'Italia.